Stamattina può vedere un ragazzo per terra perché viene solamente aggredito per venire al lavoro per dopo andare all'ospedale, no. Si ha paura. Io sono una che adesso ho paura. Resta la paura tra i commercianti nelle vicinanze di Foot Locker, negozio di scarpe e abbigliamento sportivi di Corso del Popolo, a 2 passi da Piazza Borsa, dopo la violenta rapina avvenuta questa mattina intorno alle 10. 2 giovani ragazzi hanno fatto irruzione e hanno rubato un paio di pantaloncini griffati. I commessi hanno cercato di trattenerli, ma sono stati aggrediti dai malviventi, poi fuggiti. Uno di loro è stato colpito con calci e pugni anche alla testa. Entrambi i commessi sono stati portati in ospedale, per loro qualche giorno di prognosi per i traumi subiti. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Immediate le indagini della questura, che in breve tempo è riuscita ad identificare i 2 ragazzi che si erano già disfatti della refurtiva, trovata in un cestino poco distante dal luogo della rapina. Si tratta di 2 diciottenni di Vicenza, uno di origini senegalesi, l'altro marocchine. Identificati dalla Polfer alla stazione dei treni e consegnati prontamente nelle mani delle volanti, i ragazzi sono stati portati in questura. I 2 sono risultati avere precedenti penali per piccoli reati contro il patrimonio. Per loro l'accusa è di rapina aggravata. Dopo la vicenda, i commercianti, già allertati per la situazione di degrado in cui versa la zona, confessano di non sentirsi più sicuri. Ad avere paura, cioè immaginate la sera che magari possiamo anche chiudere il negozio anche da sole perché noi non siamo sempre in copertura in 2 persone, non è sicuro sicuramente più lavorare, soprattutto da questa parte della città, secondo me. In Calmaggiore è diverso, però da questa parte è veramente da aver paura. Io tante volte quando vado alla macchina ho paura.